Malgrado chiamassi aiuto che nessuno mi sente, perché purtroppo non è che abbiamo case molto vicine, ho dovuto chiamare aiuto, dalla strada, prima è arrivato un signore, poi sono arrivate altre 2 macchine, altre 2 persone, altri 2 uomini e in tutti e 4 siamo riusciti a trascinare fuori il papà da sotto il trattore. Vedere il papà sotto al schiacciato, io ho pensato veramente al peggio e invece ringrazio questi 3 uomini che si sono prodigati subito a venire di forza e in tutti e 3 siamo riusciti veramente a trascinarlo fuori. È ancora sotto shock e dolorante perché il papà è ricoverato in ospedale, vivo per miracolo con una frattura del bacino, ma anche lei, la figlia Federica Anoni, è a letto, ferma, con 3 vertebre rotte per lo sforzo e per questo parla al telefono. È da qui, ripensando a quanto accaduto, che vuole ringraziare 3 persone, perfetti sconosciuti, diventati degli angeli ieri, poco prima di mezzogiorno. Il papà Igino, 89 anni, era su questo trattore Fiat arancione nella loro casa di Vigonza. Lei lo stava aiutando. Dovevano sradicare una vecchia siepe. 3 arbusti vengono tolti facilmente, il quarto resiste. Per questo l'anziano dà gas, ma il trattore scivola, si impenna e lo travolge. La figlia disperata inizia a cercare aiuto. I 3 uomini si fermano e insieme tirano fuori Gino poco prima dell'arrivo dei soccorsi. Capito che tutto andava bene, i 3 se ne sono andati. A loro vorrebbe dire grazie Federica Anoni. Io purtroppo non li conosco, non li ho mai visti, quindi sono persone sconosciute ma che io ringrazierò per tutta la vita. Io so soltanto che uno di questi si è avvicinato e ha detto a mio papà auguri signor Gino e poi lui è andato via. Non ho proprio fatto in tempo forse a ringraziarli, non so neanche se sono riuscita a ringraziarli. Igino dovrebbe tornare a casa a giorni, la figlia lo definisce un miracolato e pensa ai 3 angeli che non smetterà mai di ringraziare per tutta la vita.